Correva l'anno 1540 e in tal mare siciliano c'erano due navi, una con l'equipaggio cristiano e l'altra con l'equipaggio musulmano. I cristiani erano palermitani e murrialisi e s'addunarono d'un fatto assai rario che la tristezza in talo cuore ci mise. In tala barca musulmana c'era un crocifisso e, siccome erano di un'altra religione, lo trattavano senza educazione. E allora erano tali turchi che ci dissero: noi vi diamo i denari, ma vuoi in gancio lo crocifisso una vita a dare. Arrivati al porto di La Cala, i marinari si cominciarono a sciarriare perché ognuno nel suo quartiere lo voleva portare. Sto crocifisso assai bello aveva che dire a Monreale, a Buccarifalco o a Latareddo. Allora dissero: facciamo una cosa, un capo un carro lo facciamo camminare e l'armale decidono non si va a fermare. E cominciarono a camminare e a Latareddo si va a fermare. Ma appena ci rettero due corpi all'armale, continuarono a chianare. Si fermarono a Buccarifalco, ma con altre corpa da manera a cominciare a camminare e si infilarono per la conigliera. Arrivarono fino a Monreale e alla Carrubella si era a fermare. Ammatola di corpa in tala carina non posero più camminare. Lo signoruzzo aveva deciso che a Monreale voleva stare. E tanti miracoli ha cominciato a regalare. Ora sono passati 190 anni e a Monreale si festeggia ancora tutti gli anni. Arrivato a maggio, all'8 di Lumisi, è un giorno di grande festa per le monrealesi, con canti, balli, occhi di fuoco e bancarelli, e lo signoruzzo portato un coddo dei fratelli, che lo ringraziano per la grazia ricevuta o per l'aiuto a ogni caduta, gridando in cielo con tanta devozione: che bello sto crocifisso, fali grazie sempre spisso, grazie Patruzzo amoroso, grazie!